Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto, alla ripresa della nostra attività. Oggi, come sapete, parleremo di profumo e di quello che contiene il profumo, perché il profumo è di per sé effimero, ma lascia una traccia concreta e lascia anche la memoria di sé nei contenitori che lo hanno custodito. In effetti i contenitori del profumo destano sempre fascino. Chi di noi, soprattutto signore, non ha fatto perlomeno una parte della sua vita una piccola collezione dei contenitori di profumo? Tutte. Poi chiaramente ci siamo stufate e non l'abbiamo fatto. Per fortuna c'è chi invece ha fatto una raccolta seria, anzi direi serissima, ed è il collezionista, la collezione Torp, che noi abbiamo veramente il piacere di vedere a Palazzo Mocenigo e dove c'è appunto la mostra dei contenitori di profumo che si è fatta grazie alla Fondazione Musei Civici di Venezia, e ringrazio la dottoressa Squarcina che le rappresenta per la sua presenza qui. Io devo dire che sono andata all'inaugurazione e vi invito ad andare a questa mostra che dura credo fino al 30 novembre, vero? Perché è un'esperienza, innanzitutto è un'esperienza culturale, perché voi farete un viaggio nella storia di 6.000 anni, dai contenitori del profumo dell'antico Egitto fino ai contenitori praticamente della nostra età, e sono oggetti, e tanti oggetti, che sono in realtà dei documenti di creatività, di stile, di capacità lavorative, di materiali diversi di un determinato momento storico, e ogni oggetto racconta un frammento di civiltà e tutti insieme ci fanno fare, come dire, un grande viaggio nell'evoluzione del gusto, dei materiali e anche della funzione del profumo, perché per noi oggi il profumo è, come dire, legato alla bellezza, ma nel corso del tempo è stato legato anche ad altre funzioni, a funzioni religiose, a funzioni medicamentose. E quindi queste boccette sono dei piccoli capolavori e secondo me giustamente chi ha allestito questa mostra li ha messi in delle piccole teche di vetro, quasi fossero, diciamo, delle piccole reliquie. Ma non è solo un'esperienza, diciamo, di evoluzione della storia, ma anche un'esperienza olfattiva, perché chi andrà poi ce lo racconterà, potrà anche annusare dei profumi che sono stati riprodotti secondo quello che doveva essere, come dire, la ricetta antica. E il carattere della mostra, secondo me, influenza il catalogo che oggi presenteremo, che è non solo un ricchissimo apparato evidentemente fotografico, ma è anche il risultato di un appassionato lavoro di studiosi dell'università che ci restituiscono tutto il côté culturale, e ringrazio Monica Baggio, Barbara Maria Savì e Massimo Vidali che sono presenti e quindi ci racconteranno. Insomma, un omaggio colto e raffinato all'arte profumiera. Chiudo e vorrei fare un ringraziamento particolare a Marco Vidal, perché Marco Vidal è un imprenditore che sa associare ai prodotti che commercia, perché è un commerciante di alto livello, tutta la storia, l'elaborazione, la ricerca che c'è dietro. E quindi non è solo un prodotto commerciale, ma è un prodotto che ci racconta una storia. E siccome Marco sta molto lavorando su questo, io mi sento veramente di ringraziarlo per tutto quello che sta facendo. Grazie e buon ascolto, buonasera.
E lascio la parola alla dottoressa Squarcina, in rappresentanza della Fondazione Musei Civici di Venezia. Grazie, dottoressa. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti, grazie per questa opportunità, grazie alla famiglia Vidal che voi sapete ormai da più di 10 anni abbiamo iniziato, Fondazione Musei Civici ha iniziato questo grande lavoro dedicato al profumo, con prima uno spazio dedicato proprio al tema e alle famose 4 sale che poi chiudono il percorso espositivo, e oggi con questa mostra che chiude il 30 di novembre. È una mostra che non nasce casualmente, voi sapete che proprio dal 2013 ci sono stati degli affondi tematici sul tema del profumo, sui flaconi, e con la famiglia Storp abbiamo già intrapreso delle avventure espositive, ma questa è diversa perché permette, come diceva la Presidente, che ringrazio ancora per aver scelto, aver optato per ospitarci e presentare il catalogo della mostra, è una collezione che copre un arco cronologico completo, cioè dall'epoca archeologica, primi secoli avanti Cristo, fino ai giorni nostri. Questo ci permette di effettuare delle piccole riflessioni che ognuno di noi accoglie e poi traduce a seconda della sua sensibilità. Questi centinaia di flaconi che occupano il salone di Palazzo Mocenigo il Portego sono dentro queste campane, come che lo stesso flacone potesse evaporare, perché, come dico sempre io, il profumo è un accessorio invisibile che nella storia era destinato a identificare la persona, anche oggi in modo forse più ecumenico. Una volta solo pochi si potevano permettere profumi costosi e oltre a coprire gli olezzi erano questo elemento distintivo, questo raffinato messaggio. Ecco, attraverso questi esempi di flaconi dove vediamo il virtuosismo artistico, capiamo che la preziosità del profumo è anche una preziosità tradotta nell'uso del materiale, oro, argento, ma anche nella manifattura. Quindi la mente corre subito a queste mani esperte che forse oggi ci siamo dimenticati, ma erano dei saper fare, c'erano dei tentori incredibili che riuscivano a realizzare questi bellissimi contenitori, ma ogni profumo è un ricordo. E quando guardo questi flaconi, quando la mattina vado a Palazzo Mocenigo e scorro questa grande infilata, ognuno è sempre una scoperta, e mi viene da dire, se questi flaconi potessero parlare, chissà cosa ci racconterebbero, chissà anche queste essenze, no? Il profumo è qualcosa che rimane nella nostra mente, è un ricordo. Chi è che non ha i ricordi dei profumi dell'infanzia? Quindi ecco, questa mostra è ovviamente un omaggio alla collezione Storp, che ha incomodato, sono più di 3.000 flaconi che noi abbiamo valorizzato grazie a Mavive, e ringrazio anch'io il dottor Marco Vidal, ma anche Massimo Vidal, con cui collaboriamo strettamente per la valorizzazione della sezione del profumo e delle attività di Palazzo Mocenigo di Fondazione. Ma quello che mi piace ricordare è che sono mostre che avvicinano, che vogliono creare un dialogo, creare delle suggestioni, fare in modo di agganciare l'immaginario delle persone e fare in modo che si approprino un pochino di questi oggetti che poi ritorneranno, speriamo di no, però sono destinati a tornare alla famiglia Storp che ce li ha momentaneamente concessi.
Grazie a voi per essere qui, per questa presentazione del catalogo, che è importante perché verba volant scripta manent, quindi il catalogo è una importante testimonianza di questo lavoro delle studiose che per mesi hanno analizzato i flaconi, e anche dei fotografi, il fotografo Anzi, che posso citare, Morucchio è stato giornate intere a fotografare questi oggetti, e un grazie a voi che devo dire avete apprezzato questa mostra. Si parlava prima con Marco Vidal, veramente Palazzo Mocenigo è frequentato soprattutto dai veneziani, perché a me è sempre interessato, non solo come responsabile di Mocenigo ma come direttrice scientifica di Fondazione Musei Civici, di mantenere, anzi incrementare il rapporto con i veneziani, perché sono i nostri musei, sono luoghi che ci appartengono, è una storia che ci appartiene, abbiamo tante storie da condividere, quindi grazie per essere qui, e ovviamente vi porto i saluti anche della mia Presidente Maria Cristina Gribaudi. Grazie. Buonasera a tutti, intanto mi fa molto piacere vedere tante persone a seguire questa presentazione e anche questo argomento della storia del profumo, che è affascinante e ha visto effettivamente un grandissimo lavoro. Ringrazio l'Ateneo Veneto, la Presidente, per l'ospitalità e il lavoro straordinario che loro fanno per Venezia. E vi do un po' l'origine di tutto questo progetto, che è un'origine che effettivamente, come ricordava la dottoressa Squarcina, va negli anni passati e nell'idea che abbiamo avuto di riportare a una scoperta internazionale quello che è stato il ruolo di Venezia nella storia della profumeria. E questo progetto è stato reso possibile solamente grazie alla collaborazione con la Fondazione Musei Civici, con il quale abbiamo fatto un enorme lavoro, ma anche piuttosto inedito nel panorama di collaborazione tra pubblico e privato, quindi il nostro rimane un caso veramente significativo anche di studio per altre realtà pubbliche. Una collaborazione che quindi si è sedimentata negli anni, perché tra pubblico e privato ci sono anche spesso linguaggi e obiettivi diversi che noi abbiamo saputo coniugare per tanto tempo e con grande successo. Il primo obiettivo quindi della istituzione di questo spazio dedicato al profumo è stato quello di far conoscere al mondo quello che è stato il ruolo della profumeria veneziana, ed è un obiettivo che noi abbiamo raggiunto con diverse mostre, pubblicazioni, un lavoro veramente profondo anche dal punto di vista scientifico e di studio e anche di investimento economico, che però siamo stati orgogliosi di poter raggiungere con dei riconoscimenti importanti. 2 anni fa l'Osmoteca, che è la massima istituzione francese di conservazione del profumo, ha proprio creato un capitolo dedicato a Venezia e al ruolo che Venezia ha avuto nello sviluppo della profumeria veneziana, della profumeria mondiale, riconoscendo un ruolo che viene prima di quello della storia francese nel profumo. Precedentemente la fondazione, la Fragrance Foundation inglese, ha proprio creato un capitolo ufficiale nella storia, nella timeline della storia del profumo, dedicato a quella che è stata Venezia. A Doha ha aperto un museo straordinario sul profumo, dove tutte le rotte che provengono dall'Oriente arrivano a Venezia e non in altri luoghi. Quindi veramente questo è stato il primo grande obiettivo che abbiamo raggiunto, a beneficio proprio di quella che è però una Venezia viva, una Venezia che ancora oggi produce profumeria, la esporta nel mondo, quindi anche un'idea che dalla cultura va dall'economia, ed è, direi, anche un modello che noi vogliamo portare avanti di una città che dalla propria memoria e dalla sua grandezza può riproporre ancora oggi un'economia di lavoro, di persone e di valore aggiunto che poi ritorna in questo territorio. L'antefatto che ci porta poi invece a questo capitolo e a quello che presenteremo oggi è invece riguarda il secondo grande passaggio. Allora, voi sapete che nella profumeria contemporanea spesso, soprattutto negli ultimi 30 anni, il profumo è diventato un accessorio di qualcos'altro. Il profumo è diventato spesso un modo per comprare un marchio di moda al prezzo più accessibile, e quindi ha perso anche quella dignità, quella centralità
che invece ha sempre avuto nella storia dell'umanità. E questo capitolo particolare, il suo significato più profondo è quello di restituire questa dignità, cioè il fatto che da sempre il profumo ha accompagnato la storia dell'uomo e della donna proprio con una sua importante ruolo e una sua preziosità che è assolutamente visibile in questa straordinaria collezione, che non è solo ampia in termini temporali, non solo dimostra che in tutte le più grandi civiltà il profumo era il centro della produzione, ma soprattutto la preziosità del profumo è testimoniata dai materiali che venivano utilizzati, dalla capacità degli artigiani che creavano queste bottiglie di profumo, che erano i più grandi artigiani, i più grandi gioiellieri, e dalle persone che poi utilizzavano questi profumi, che investivano capitali proprio per accompagnare il proprio senso dell'olfatto con tutto ciò che c'era di migliore nella natura, ma anche nel contenitore. Giustamente, per fare una rassegna storica così lunga, il profumo svanisce, quello che rimane come memoria tangibile è il flacone, e quindi la collezione Storp è l'unica collezione al mondo che ha una dimensione temporale così ampia. Normalmente nel mondo ci sono diversi collezionisti, ma solitamente sono molto concentrati su dei periodi specifici. Non esiste una collezione al mondo invece che riesce a radunare, poi lo vedremo con i nostri bravissimi curatori e studiosi, una parte antica con una parte moderna e poi una parte contemporanea. E in questo senso qui, questa mostra qui e poi quindi questo catalogo, che è più di un catalogo perché è effettivamente un libro che rimarrà per sempre come un excursus completo in 6.000 anni di storia, riesce a restituirci in maniera perfetta questa dimensione temporale straordinaria, infinita del profumo, e quindi anche a rivalutare proprio interamente un intero settore che ancora oggi è ben rappresentato non solo a Venezia ma anche nel nostro paese. E quindi questo è stato l'obiettivo principale. Arrivando poi all'aspetto espositivo, grazie ovviamente alla collaborazione con la Fondazione Musei Civici, ma anche a un pool proprio veramente straordinario di studiosi e anche di professionisti, siamo riusciti a creare una logica di timeline, una linea del tempo espositiva. Quindi è una linea del tempo che inizia dal flacone più antico del 4000 a.C. e finisce nell'ultimo pezzo che la collezione Storp ha inserito nel proprio catalogo. E quindi si segue questa logica temporale, la si segue attraverso delle sezioni che rappresentano le diverse civiltà e con esse anche i diversi stili che sono molto ben percepibili. Unitamente a questo poi noi abbiamo voluto anche inserire l'aspetto olfattivo che è stato poi curato dalla Givaudan, che è un nostro fornitore, che ha ricreato con noi dalle ricette originali, dall'antico Chifi a altre ricette fondamentali che quindi accompagnano il visitatore non solo dal punto di vista visivo ma anche olfattivo, dando veramente anche la spiegazione per la quale per esempio certi contenitori sono diversi rispetto a altri, perché il contenuto era oleoso piuttosto che alcolico, quindi anche questo è importante da comprendere nella sua evoluzione straordinaria. E l'aspetto poi espositivo è stato curato dallo studio Girardi, quindi uno studio veneziano che si misura anche a livello internazionale con bellissimi progetti museografici. E arrivando poi al catalogo, il catalogo quindi rimarrà per sempre, perché il catalogo, diciamo che nel nostro settore è raro trovare delle pubblicazioni così complete e con una cura scientifica così dettagliata. È stato realizzato in italiano e in inglese, ha un apparato fotografico straordinario grazie all'amico Andrea Morucchio, che è tornato solamente per me a misurarsi proprio sulla sua capacità di fotografo, e fotografo in particolare del vetro, ed è corredato da questo lavoro straordinario che i professori che qui abbiamo con noi del Dipartimento dei Beni Culturali di Padova hanno fatto nel corso di alcuni mesi, quindi con anche un'energia e anche una concretezza veramente che ci ha permesso di rispettare dei tempi che erano molto stringenti, che ci porta ad avere dei testi veramente interessanti, oggetto poi anche di quello che sarà uno studio che potrà continuare attraverso questa collezione, attraverso le nostre
attività. E voglio poi raccontare anche poi il collegamento con quello che è il presente, che non riguarda solamente The Merchant of Venice, perché questa mostra poi si è realizzata grazie a un altro partner e un'altra azienda veneziana fondamentale per la profumeria e che oggi porta avanti quella tradizione di 6.000 anni che è la Zignago Vetro. La Zignago Vetro, che è a Portogruaro, ha sponsorizzato e ha reso possibile questa mostra, che ha avuto dei investimenti ingenti, e soprattutto, e adesso passerò la parola a loro che ci racconteranno, ha reso possibile poi un collegamento nel presente e nel contemporaneo, perché loro rappresentano la continuità di quella che è la creazione del profumo, che oggi ovviamente è industriale, ma dopo tanti secoli rimane ancora anche con una grandissima rappresentanza nel nostro territorio. E quindi ho il piacere di chiamare qui a fare la sua introduzione Biagio Costantini, che è l'amministratore delegato della Zignago Vetro. Grazie a tutti. Grazie Marco. Grazie, buonasera. Quando Marco mi ha coinvolto in questo progetto non ho pensato neanche 2 minuti, ma ho detto bellissima idea, anche perché da un certo punto di vista il nostro compito è facile, noi dobbiamo soltanto custodire e proteggere quello che lui e altre aziende creano, che poi danno quelle sensazioni meravigliose quando usiamo un profumo. La cosa che a me è piaciuta tantissimo è vi dico, questo pensiero, il fatto di vedere dei contenitori vecchi di così tanti anni, e molti di questi contenitori sono fatti in vetro. Il fatto che il vetro sia un materiale che si può rifondere infinite volte per ottenere sempre un nuovo contenitore mi ha fatto pensare che molto probabilmente nei contenitori che noi realizziamo adesso, che sicuramente non hanno le forme di 4.000 anni fa, perché il mercato si è evoluto, il consumatore si è evoluto, i numeri sono evoluti, noi siamo una vetreria industriale, quindi non facciamo i contenitori a manina, abbiamo delle macchine semiautomatiche, ma il grosso lo fa la macchina con la creazione dell'uomo. Mi è piaciuta tanto l'idea e il pensiero che in quel vetro che noi oggi lavoriamo c'è ancora vetro di 3.000-4.000 anni fa, e ogni volta quando lo rifondiamo ridiamo nuova forma a un contenitore che serve e servirà a proteggere le creazioni di Marco e le belle soddisfazioni di un uomo o di una donna quando spruzzeranno un profumo. Grazie e buona serata. Adesso iniziamo proprio la presentazione, quindi invito il professor Massimo Vidale, la professoressa Baggio e la professoressa Savì quindi a iniziare. La presentazione poi avverrà proprio secondo una logica cronologica e i loro interventi poi saranno anche accompagnati con la distribuzione dei profumi che noi abbiamo realizzato, alcuni di questi che sono esposti nella mostra. Buonasera, mi sentite bene? Sì. Mi chiamo Massimo Vidale, sono un archeologo, mi occupo di periodi preistorici del Vicino Oriente e vorrei ringraziare tutti, ma sarebbe troppo lungo perché qui la catena dei ringraziamenti si è diffusa ampiamente sul pubblico, però vorrei comunicarvi la mia gratitudine, la mia sorpresa nell'aver avuto la possibilità di lavorare con questa splendida collezione. Sapete, il collezionismo non è visto molto bene dall'ambito accademico, perché si pensa che gli oggetti raccolti sul mercato siano poi privi del loro contesto di provenienza, ma come tutte le cose anche questa può essere vista da tanti punti di vista differenti o convergenti. A me questa splendida collezione piace pensarla un po' come quelle biblioteche di cui parlava Umberto Eco. Ogni flacone è un libro che raccoglie quasi magicamente, secondo me, informazioni sulla materia, sul colore, sulla cognizione, sui valori che queste società del mondo antico avevano, e vi posso veramente assicurare che buona parte di questi contenitori contengono ancora tracce dei profumi che altrimenti noi non avremmo mai potuto vedere. Questi sono dei vasi in alabastro egiziani, fra i più famosi contenitori di cosmetici. Possiamo forse, Marco, far girare il Chifi, che è il più famoso profumo egiziano. Questo è quello che le fonti ci dicono. Dalle antiche ricette è possibile ricostruire il profumo, ma con le tecniche che ha oggi l'archeologia
è possibile non soltanto basarsi sulle fonti antiche, ma anche ricostruire le essenze, i materiali e farli risorgere quasi magicamente. Quindi di fronte a questa collezione, possiamo andare avanti con le immagini, veramente ci si apre un intero mondo. E io credo che il nostro Dipartimento sia veramente grato di questa opportunità di esplorare, di entrare in questa magnifica biblioteca. Ora, le informazioni su questi flaconi le troverete nel catalogo, a volte i riferimenti sono molto espliciti. Qui abbiamo il nano Bes, che era una divinità dell'Egitto ellenistico, un nano che proteggeva la fertilità, la casa. Vedete il flacone di sinistra con quell'immagine un po' barbuta, un po' grottesca, mentre il flacone di destra è un'immagine di Afrodite, si lega al culto di Afrodite, è un'immagine comunque di forte valenza erotica. La prossima. Forse può intervenire a dire due parole. Sì, vi stiamo distribuendo questo Kifi, che è la ricetta più antica che noi abbiamo ricreato, esposto attraverso il lavoro di Gael Montero, che è un profumiere che lavora con noi. E è un profumo di una ricetta del II secolo a.C. Lo sentite, no? Un profumo che ha una base di miele, quindi il miele era anche il modo per diluire diverse resine che poi sono presenti in questo profumo, come l'olio di mirto, il calamo, il cipresso, il lentisco, l'uvetta e il miele, ecco appunto, sì. Quindi lo sentite, no? È molto caldo, avvolgente, e poi le materie più tipiche dell'Egitto, che sono l'incenso e la mirra, che sono le materie proprio che anche più anticamente ritroviamo in tutte quante le ricette della profumeria dell'antico Egitto. Alcuni di questi flaconi vengono dall'Egitto, dalla Mesopotamia, altri vengono dall'Iran. L'Iran, l'Asia centrale e l'India sono quasi completamente inesplorate da questo punto di vista, quindi veramente è molto eccitante la prospettiva di andare avanti in questa direzione, e grazie e complimenti per questa meravigliosa collezione e per averla messa a disposizione di un pubblico così interessato. Allora, la rapidità del mio collega Massimo mi consente di rubare qualche momento in più, perché io veramente devo fare dei ringraziamenti, scusatemi. E il primo ringraziamento ovviamente a Marco Vidal, che mi ha coinvolto in questa impresa che io ritenevo assolutamente impossibile, perché il coinvolgimento è partito a gennaio e lui voleva assolutamente l'esposizione pronta per marzo, e quindi mi sono trovata anche qualche volta a discutere sul fatto che se lui voleva dei professori che studiassero, doveva lasciare loro il tempo dello studio e della pubblicazione. Ma gli sono veramente grata, perché ci ha dato la possibilità di mettere le mani su una collezione multiforme che attraversa molti secoli, e dove ho trascinato dei colleghi veramente ignari. Massimo Vidal e Barbara Savì li ho coinvolti io, perché giustamente le mie competenze sono di un'archeologa classica. Io mi occupo di ceramica greca, non posso permettermi di inventare storie né sull'Egitto né sulla profumeria del Settecento o dell'Ottocento. E devo dire, li ringrazio molto, è mezzo dipartimento, non dico mezzo dipartimento, ma insomma sono varie anime del nostro Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova che mi sento di ringraziare, perché hanno accettato delle tempistiche molto strette in tempi in cui noi insegniamo, abbiamo parecchie ore di insegnamento, correzioni di tesi, pubblicazioni, convegni, ma ce l'abbiamo fatta alla fine e siamo molto contenti. Ovviamente devo ringraziare la dottoressa Squarcina, che ci ha messo a disposizione lo spazio dove studiare, ci ha aperto le porte del museo, e per noi questo è stato veramente molto importante. E devo ringraziare tutti i team, perché il team di Merchant of Venice è stato preziosissimo, come il team del museo, che si è veramente dato da fare per aiutarci molto. E infine non voglio dimenticare il professor Giuseppe Squillace, che è qui dell'Università della Calabria, professore ordinario di storia greca, uno dei più grandi esperti della storia del profumo, dei profumi,
che con grande generosità mi ha messo in contatto con con Marco Vidal e ha dato inizio a questa storia che è concretizzata in questo catalogo molto bello. Chiudo i ringraziamenti e vado alla mia parte, che riguarda la ceramica greca, magno-greca e i manufatti di epoca romana. Perché se Massimo ci ha condotto un po' nella molteplicità del mondo dell'Egitto, del Vicino Oriente, ancora in parte inesplorato, lui è un archeologo che mette le mani sulla terra, trova questi oggetti e tante volte questi oggetti contengono ancora proprio dei residui, no? Massimo, tu hai scoperto il più antico rossetto, giusto? Mi sembra qualche tempo fa, che ancora si è conservato, quindi estremamente affascinante. Nell'antica Grecia, come appunto nel mondo orientale, il profumo ha un carattere estremamente complesso. È prima di tutto un'arma di seduzione, lo era allora e lo è anche adesso. È l'emanazione diretta della divinità. Le divinità quando appaiono profumano, emanano del profumo. È l'olio con cui si ungono gli atleti, ma è anche l'unguento con cui si cosparge il corpo del defunto. Quindi capite anche voi l'assoluta differenza e complessità che porta con sé, scusatemi, il profumo. Dove sto andando? Scusate. Quindi tutto questo lo sappiamo dai testi più antichi che la letteratura ci abbia consegnato. L'Iliade e l'Odissea di Omero e il quinto inno omerico dedicato ad Afrodite. Siamo intorno all'VIII-VII secolo, periodo a cui risalgono questi materiali che voi vedete. Questi esemplari che vedete nella slide sono della collezione Storp, poi ve ne parlo. E non è un caso che del primo, cioè dell'Iliade, sia protagonista la dea Era, la sposa di Zeus, la divinità che presiede le unioni coniugali, mentre dell'inno omerico è signora Afrodite, la dea dell'amore e del piacere sensuale. Entrambe sono delle strateghe della seduzione e quando mettono in atto la loro strategia seguono un rituale preciso in cui il profumo occupa un ruolo importantissimo. Detergono il corpo con ambrosia, lo ungono con olio soave, profumato, odoroso, pettinano i capelli intrecciandole con le mani e dando origine a ciocche splendidi, lucenti e profumate. Il quinto inno omerico è ancora importante perché, oltre a darci lo stesso rituale di preparazione, è il primo che connette alla dea Afrodite il profumo, il buon profumo con cui appare e che la fa riconoscersi, quel buon odore che diventa marca identitaria ed indizio della sua epifania divina. Anche noi scegliamo un profumo che diventa per noi marca identitaria, il profumo delle nostre mamme, il profumo dei nostri figli, no? Che ci ricorda molte cose. Profumi ed unguenti sono usati anche però in un contesto funerario. Spalmati sui corpi degli eroi caduti in battaglia, hanno il potere di ricomporre squarci e ferite di guerra, rendendoli quasi immortali. Ecco che allora in Grecia, in particolare a Corinto, nasce una produzione ceramica destinata proprio a contenere profumi. Questi oggetti che voi vedete si chiamano alabastron in questo caso, ariballos in questo, o questo piccolo contenitore a forma di civetta, sono molto piccoli perché ciò che contengono è prezioso, non può essere disperso, quindi hanno una bocca molto piccola dalla quale far uscire il profumo. Non sapremo nulla della funzione di questi oggetti se non avessimo dei vasi che ci raccontano come venivano utilizzati. In questo caso l'ariballos, cioè l'oggetto rotondo, è tenuto insieme ad altri elementi in mano dall'atleta e questo ci dice che il vaso ha una destinazione maschile. L'alabastron, che qui vediamo addirittura in un documento di epoca classica e l'alabastron è raffigurato sul vaso, è un elemento femminile. Le donne tenevano piccoli alabastra appesi al collo, molto piccoli come delle collane, e così il calore del corpo emanava il profumo che veniva contenuto. Era anche questo un elemento seduttivo. Questa splendida coppa del pittore di Codros, siamo in piena età classica, il tempo di Pericle, ci mostra che dall'alabastron il profumo veniva preso con una bacchettina. Era troppo prezioso per poter essere sprecato. Questo è un consesso di divinità. Troviamo Poseidone, riconoscibile dal tridente, e troviamo Zeus con la compagna Era. La collezione Storp conserva
alcuni dei vasi del profumo per eccellenza greci e in primis la Lekythos, questo piccolo contenitore a figure nere datato al VI secolo a.C., decorato però con la figura di Zeus, la figura di Dioniso, il dio del vino, compreso tra due grandi foglie d'edera, ed è questa Lekythos un elemento fondamentale del mondo femminile. Su certi vasi la vediamo addirittura appesa ad un ipotetico muro ad indicare proprio il mondo delle donne, il famoso gineceo. E la funzione della Lekythos ci viene raccontata proprio nell'Odissea di Omero, in un famoso canto dedicato alla principessa dei Feaci, Nausica, che riceve in dono dalla madre Arete del liquido olio di oliva contenuto in una Lekythos dorata prima dell'incontro con il naufrago Odisseo. E la condizione di Nausica, in questo canto, è quello di una giovane fanciulla in attesa delle nozze. L'olio per ungersi il corpo lascia immaginare il profumo della ragazza che ha un ruolo fondamentale nel gioco della seduzione. Un altro oggetto straordinario della collezione Storp, è perfetto, è veramente spettacolare, è questo contenitore che si chiama Exaleptron. È un oggetto dalla funzione molto difficile da definire, probabilmente conteneva dei balsami, poteva contenere dei talchi, insomma non è noto. Però noi sappiamo che fa parte del mondo femminile, come ci mostra questa piccola Lekythos, lo vedete qui appoggiato a terra come segno di identità femminile, accanto ad una giovane donna che sta prendendo o appoggiando ad una sedia il proprio manto, forse per andare a fare il bagno. Ma è anche un oggetto che accompagna il mondo dei morti. Sono delle offerte che vengono portate ai defunti, sempre tenute da mano femminile. Quindi oggetti che hanno più valenze nella cultura greca. Passiamo velocemente al mondo romano, perché la collezione Storp conserva molti documenti di età romana. A Roma il profumo arriva più tardi, arriva tra III e I secolo a.C., quando Roma conquista l'Oriente, arriva anche il lusso. Forse in questo momento gira un profumo legato al mondo antico. Marco, se vuoi raccontarlo. Certo. Stiamo distribuendo il Regale Unguentum, descritto da Plinio il Vecchio nel Naturalis Historia, e che è appunto uno dei profumi più comuni, secondo la sua descrizione, e più antichi del suo tempo, ed è composto da olio di mirto, calamo, cipresso, lennè e lentisco. E aggiunge che il profumo alla rosa è il più diffuso. Questo è un profumo dell'Impero Romano I secolo. Sì, perché l'Impero Romano appunto conosce il profumo abbastanza tardi e comunque tra gli scrittori romani domina un atteggiamento decisamente moralistico nei confronti del profumo, in quanto è considerato un lusso dispendioso, in grado di corrompere i costumi. Però a Roma esistevano interi quartieri riservati alle botteghe dei profumieri e in età imperiale, per esempio, molto famoso era Cosmo, amatissimo dalle sue clienti, che confezionava forse un profumo battezzato col suo nome, il Cosmianum. Quindi il lusso e il profumo come tale era diffusissimo. Pompei poi ci ha riservato giardini che erano appositamente strutturati per essenze che poi dovevano formare profumi. Plinio il Vecchio, nel I secolo d.C., scrive che i profumi sono il più superfluo di tutte le forme del lusso, in quanto evaporano all'istante e per così dire muoiono appena nati. Quindi c'è un'ambivalenza intorno a questi oggetti, che sono delle forme più disparate. Per esempio, io ho scelto in questo caso un contenitore in bronzo, che è erede della ribalos greco, che poi viene tradotto in vetro, perché il vetro ad un certo momento è il contenitore per eccellenza del profumo, e tra i vari contenitori in vetro, questo molto interessante con la forma di un dattero, perché molto probabilmente era destinato a contenere una sostanza ricavata da questo frutto. E questa è una piccola carrellata sul mondo antico che mi consente di lasciare la parola alla nostra esperta di vasi. Ecco, vediamo se va bene questo microfono, mi sentite così? Sì.
Allora, buonasera a tutti, io sono Barbara Savì e insegno anch'io all'Università di Padova, nello stesso dipartimento dei miei colleghi, storia dell'arte moderna e anche, ognuno di noi ormai ha tanti insegnamenti, storia delle arti applicate in età moderna, quindi posso associarmi e anche direi accodarmi ai ringraziamenti già fatti, perché è evidente che per me, per le materie che io insegno, che studio, questa occasione di studio è stata veramente una grande opportunità e proficua, direi, perché mi ha dato la possibilità di, grazie appunto anche all'ospitalità del museo e della dottoressa Squarcina, di tuffarmi veramente in questo straordinario insieme, straordinario per numero ma anche proprio per qualità degli oggetti, costituito dalla collezione Storp, che non solo ci consente insomma di ricostruire una storia di questi contenitori, dello sviluppo di tante tipologie, funzioni diverse, forme e anche tecniche molto raffinate di decorazione, materiali altrettanto raffinati, ma attraverso questi oggetti, attraverso i contenitori da profumo, noi possiamo veramente ricostruire anche la storia degli stili, naturalmente, e la storia della società, del costume e dell'evoluzione culturale attraverso i secoli dell'età moderna fino al contemporaneo. Il tratto, come capite, è lungo e anche rispetto alle opere in mostra io mi concentrerò su alcuni esemplari che veramente si distinguono per preziosità e per capacità di rappresentare un'epoca e un contesto. In questo caso stiamo guardando un articolato pomander, cioè un tipo di contenitore da profumo che dal francese pomme d'ambre si caratterizza proprio per questa forma a pomo e che viene realizzato per contenere non solo profumi liquidi, ma anche e soprattutto profumi solidi. Infatti il Rinascimento è un secolo di grande innovazione e sperimentazione anche nell'ambito dell'arte profumiera. Abbiamo aristocratici, membri insomma delle corti rinascimentali che si dilettano direttamente nella fabbricazione di acque odorifere o di paste odorose, e tra questi spiccano uomini ma soprattutto donne, come per esempio Isabella d'Este, la marchesa di Mantova, vera icona di stile del Rinascimento, che fa realizzare nel castello di Mantova proprio un laboratorio nel quale fabbrica queste sostanze e con queste profuma anche le vesti, i guanti soprattutto, che sono nel Rinascimento un segno distintivo, un elemento proprio di distinzione sociale e di eleganza, e in questo senso sono intesi anche contenitori da profumo che si caratterizzano come veri e propri oggetti di oreficeria. Orafi e argentieri di tutta Europa, soprattutto del nord Europa, come in questo caso, ma anche attivi per le corti italiane, si dedicano alla fabbricazione di questi oggetti e sviluppano anche delle forme, come capite, ingegnose, che riflettono ancora una volta queste diciamo, questo grande rinnovamento, questo fermento culturale anche proprio nella struttura, nell'articolazione dell'oggetto, che si presenta costituito da diversi spicchi incernierati a uno stelo centrale. Ognuno di questi spicchi
contiene una sostanza, adesso l'andremo a vedere diciamo più nel dettaglio, questi oggetti però venivano indossati appunto al pari delle nostre spille o anelli e portati indosso, quindi spesso allacciati alla cintura o tenuti fermi con un anello nelle mani e ostentati, come vedete, anche nei ritratti come simbolo di eleganza e di aura nobiliare. In questo posso presentare Marco l'essenza che è passata in questo momento? In questo momento che no, adesso si state sentendo l'acqua odorifera, quindi questo è il passaggio perfetto tra l'età antica e l'epoca moderna, e che è una fragranza, un'acqua odorifera acqua arabesca che deriva dai tantissimi segreti dell'arte profumatoria, questo ricettario veneziano del 1500, ed è il perfetto passaggio perché è la prima formula che utilizza una base alcolica che è l'acquavite, per questo si chiama acqua odorifera, proprio per contenere questo profumo che contiene come materie prime chiodi di garofano, noce moscata, muschio e acque di rose, e rappresenta il gusto rinascimentale, ed è un profumo che è stato realizzato, riproposto dall'antica ricetta da Calice Becker, che è una delle più grandi profumiere del mondo, è quella che ha creato J'adore di Dior, per intendersi, e tanti altri, che si è misurata proprio su questo progetto. Poi se qualcuno non hanno spruzzato bene la cartina, poi dopo abbiamo i profumi lì, per curiosità potete alla fine della conferenza risentirli. Ecco, anche nella scrittura di questi ricettari si distinguono alcune donne del Rinascimento, come Caterina Sforza, che si era formata alla corte di Ludovico il Moro negli anni del soggiorno di Leonardo, e quindi oltre a praticare l'arte del profumo come simbolo di lusso, utilizza anche, mescola anche queste sostanze con l'idea anche di creare dei veri e propri medicamenti, perché in effetti diciamo al di là poi di questa visione molto, molto positiva e progressista diciamo del Rinascimento, sappiamo che il Rinascimento è un secolo e anche i secoli a venire lo saranno, in cui ancora l'igiene personale era molto scarsa, e quindi il profumo veniva utilizzato anche per mascherare i cattivi odori che qualcuno si portava addosso e per difendersi da quelli altrui. Non solo, si riteneva che tramite il profumo ci si potesse proteggere anche dalle pestilenze che allora erano anche molto, molto diffuse, quindi gli si attribuiva un potere curativo, e per questo motivo veniva portato appunto indosso anche da bambine come la Clarice Strozzi, che vediamo nel bellissimo dipinto di Tiziano oggi a Berlino, che porta uno di questi pomander appeso alla cintura. Peraltro, se andiamo nel dettaglio, vediamo anche il pomo e la cintura riccamente decorati, evidentemente con delle applicazioni anche a smalto, ma allo stesso modo vediamo un dipinto invece di area nordica, dove un severo rappresentante della borghesia delle Fiandre pure mostra diciamo questo oggetto in primo piano, naturalmente con come simbolo, come elemento segnico insomma del proprio ruolo sociale, ma anche proprio come una sorta di amuleto che veniva appunto indossato, e all'interno di questi pomi appunto non troviamo acque, sostanze liquide, ma per lo più sostanze invece ancora solide, e vi mostro qui alcune foto che non sono quelle diciamo professionali realizzate per il catalogo, ma sono quelle che noi abbiamo realizzato man mano che studiavamo questi oggetti
appunto negli ambienti messi a disposizione dal museo e smontandoli molto spesso, perché questi oggetti che appunto poi sono esposti in mostra necessariamente in un'unica posizione, in realtà possono essere smontati e hanno veramente al loro interno dei segreti. E qui vediamo per esempio, porto anche sulla trascrizione di queste iscrizioni, vediamo che sugli spicchi sono indicati lo zibetto, l'ambra il rosmarino, il limone e l'angelica, mentre nella parte dello stelo, che pure è costituita da elementi svitabili, una scritta diciamo che corre intorno ad ogni elemento, indica invece lo zibetto, l'ambra e il muschio. Quindi nello stelo si trovavano i profumi di origine animale, lo zibetto veniva insomma estratto dalle ghiandole perianali di questo animale, l'ambra dalle secrezioni del capodoglio, il muschio non è il muschio naturalmente come lo intendiamo oggi, ma era il Moschus moschiferus, cioè una specie di capriolo, e la sostanza veniva sempre estratta dall'interiore, quindi erano dei profumi veramente intensi, forse anche per questo non facciamo sperimentare loro questa e si diffondevano attraverso questa griglia, mentre il rosmarino, appunto il limone e l'angelica erano profumi più leggeri. Per questo motivo vediamo che anche la decorazione ha una connessione segnica, simbolica con i profumi che erano contenuti all'interno dell'oggetto. Infatti all'esterno, a pomo chiuso, vediamo decorazioni di carattere vegetale e floreale, mentre a pomo aperto vediamo appunto l'incisione di animali per lo più selvatici e scene di caccia, e la qualità di questa incisione e del cesello è veramente elevata, e questo è un oggetto che può essere confrontato con altri esemplari che si trovano al Victoria and Albert Museum o in altre collezioni private. Naturalmente accanto agli oggetti in argento, in questo caso poi argento dorato con un livello di doratura molto, molto alto, si trova anche il vetro e Venezia in questo senso, con i maestri vetrai di Murano, è naturalmente in prima linea nella realizzazione di flaconi che si caratterizzano, come quelli che vediamo, per una qualità insomma del vetro, una decorazione anche con queste tipiche striature bianche sul vetro blu, o applicazioni per esempio al lampone, come queste come negli oggetti esposti, ma anche per forme fantasiose come la conchiglia, che naturalmente evoca ancora una volta il mare, Venere che viene dal mare, e tutti però flaconi che potevano essere portati in giro e che venivano utilizzati non tanto per profumare se stessi, diciamo il corpo, quanto proprio per profumare le vesti, i fazzoletti e i libri e persino i cibi.
Venendo al Settecento, anche il mondo dei contenitori da profumo, come tanti altri oggetti, viene attraversato dalla grande scoperta della porcellana, dalle prime produzioni di Meissen al principio del Settecento alla diffusione di diverse manifatture in tutta Europa. E questi oggetti, questi contenitori rappresentano in miniatura un'evoluzione, insomma, degli stili e delle forme che noi possiamo trovare anche in oggetti di formato maggiore, come per esempio i grandi servizi da tavola, e quindi si passa da forme che rimandano all'origine stessa della porcellana, un'origine orientale, e quindi con decori a chinoiserie, a forme che invece ci proiettano nel mondo della galanteria, e quindi come in questo caso piccole statuine con funzione però di portaprofumo, con dame, cavalieri che amoreggiano anche tra loro o si accompagnano con cagnolini come i carlini di Parignana memoria. In questo caso proprio la testa del cagnolino funge da tappo. Ma il Settecento è anche il secolo dello humor, dell'esprit, che va anche a criticare per esempio l'ambiente ecclesiastico, e quindi nascono anche soggetti, vengono diffusi proprio attraverso i portaprofumi, soggetti di carattere umoristico, come questa statuina che è intitolata a partire da una stampa da cui prende spunto, Provviste per il convento. Vediamo un monaco che porta con una cesto di uova, un'anatra, ma anche un covone da cui spunta una testina di donna, e si tratta di un doppio flacone, perché sia la testa del monaco che il covone hanno dei tappi, e quindi conteneva due essenze di tipo diverso. Accanto alla porcellana, tra 7 e 800, si diffonde però anche la decorazione a smalto, su spesso materiali preziosi, smalto su rame ma anche su argento e oro, e porta proprio il marchio dell'oro, la testa d'aquila, questo portaprofumi che vedete sulla destra, dà la forma diciamo panciuta, che è decorato con motivi all'antica che ci proiettano verso ormai il gusto neoclassico, quindi dal rocaille alla galanteria al neoclassicismo. E una delle grandi invenzioni del Settecento è proprio, tra fine 7 e inizio 800, l'eau de Cologne, che adesso verrà fatta circolare per un'esperienza olfattiva introdotta da una piccola spiegazione. Ecco, anche l'acqua di Colonia appunto è stata ricreata nella sua formula originale, che è quindi quella di Giovanni Maria Farina, e in questo caso qui appunto l'acqua di Colonia è un profumo intanto che ha un'origine soprattutto nell'ambito delle spezierie, e in particolare delle spezierie in ambito monastico, quindi soprattutto dal punto di vista degli agrumi e delle materie prime aromatiche, ed è il primo profumo poi che è diventato ha avuto una diffusione mondiale grazie a questo Giovanni Maria Farina, che aveva un'origine novarese, era nipote di una famosa profumiera veneziana, Caterina Gennari, e i cui appunto figli e nipoti si trasferiscono poi nella città di Colonia, e per questo prende proprio il nome acqua di Colonia, ed è stata poi riprodotta sotto diversi marchi che ancora oggi esistono. E in questo caso qui lo vedete, è una fragranza con una partenza agrumata di limone, di bergamotto, in particolare di arancio, che poi dopo scende con delle note di rosmarino e un po' più aromatiche.
Ecco, e proprio per la presenza anche degli agrumi del bergamotto, in questo caso non è una credenza, ma effettivamente l'acqua di Colonia aveva anche un potere disinfettante, energizzante, e per questo motivo ha un immediato successo, anche con vere e proprie contraffazioni in tutta Europa, ma poi in particolare a Parigi, che diciamo si appropria molto velocemente, insomma, di questa invenzione, tanto da legarla al mito di Napoleone Bonaparte, e nascono una serie di storie, alcune forse diciamo create ad hoc, che vedono Napoleone bere l'acqua di Colonia prima di lanciarsi in battaglia, profumare il proprio cavallo e anche chiedere dall'esilio di Sant'Elena questa preziosa sostanza, e dietro di lui anche i soldati francesi, e noi diciamo per ricordare proprio il mito di Napoleone abbiamo grazie appunto a un oggetto presente nella collezione Storp potuto esporre un flacone che è in cristallo di rocca, quindi non in vetro ma in quarzo ialino, con una montatura a ghirlande in puro stile neoclassico e sormontata proprio dal busto di Napoleone che funge da tappo. Però in realtà ci sono molti altri personaggi famosi che si sono legati all'acqua di Colonia e l'hanno anche celebrata attraverso la propria arte: Voltaire, Mozart, Beethoven, Goethe, fino ad arrivare a Oscar Wilde. A un certo punto l'acqua di Colonia viene a diffondersi in maniera così capillare da essere confezionata con i suoi diversi aromi, diverse fragranze dentro delle scatole come queste, in cui ogni flacone ha la medesima forma, non c'è tanto una ricerca sul singolo flacone, che si caratterizza più che altro insomma per leggerezza, per trasparenza, proprio per dare il massimo risalto al liquido all'interno, e che però sono vere e proprie scatole di presentazione. E accanto a questo diciamo versante dell'acqua di Colonia, che è utilizzata da uomini e donne ma si lega più fortemente all'elemento maschile, continua naturalmente una invece diffusione e specializzazione proprio dell'arte di profumarsi in ambito femminile, e i contenitori tra 8 e 900 diventano gioielli anche inseguendo lo sviluppo insomma di materiali, di forme diverse dalla sola lavorazione in argento, come il caso di questo flacone che è caratterizzato da una grande perla scaramazza, cioè una perla dalla forma irregolare e con una montatura in oro e pietre preziose e smalti, o ancora un flacone a forma di anforetta lo riconoscete, in corallo di Sciacca, che è chiaramente un flacone da dito, ma poteva anche essere appeso alle vesti o alla cintura, e poi un anello portaprofumo in vetro rosso, diciamo l'italino, quindi che simula il diaspro, con una montatura, un contenitore in oro
lavorato e con incastonati 13 turchesi, scusate sono andata indietro, o ancora, venendo alla manifattura romana dei Castellani, un bracciale portaprofumo che è realizzato all'antica, quindi imitando proprio la tecnica della granulazione che i miei colleghi archeologi ben conoscono, e la tecnica del micromosaico che raffigura sul coperchio centrale uno scarabeo, ma al di sotto di questo contenitore si trovano anche ciocche di capelli, ognuna diciamo indicata, caratterizzata da una diversa iniziale, quindi un gioiello ricordo che appunto, come ricordava la dottoressa Squarcina nell'introdurre questa presentazione, è una diciamo attività e una funzione proprio legata al tema del profumo e dell'olfatto, il profumo che genera ricordi, rimanda a ricordi e a memorie. Questi gioielli portaprofumo possono trovarsi indosso alle persone, possono occupare il tavolo della toeletta o del boudoir, o possono essere portati all'interno di una borsetta. La borsetta compare come elemento, insomma, della moda femminile già a fine Settecento, la reticule che accompagnava appunto gli abiti neoclassici, ma è solo alla fine dell'Ottocento che la borsetta si sviluppa come oggetto, anche possiamo dire simbolo dell'emancipazione femminile. È il modo in cui le donne iniziano a portare con sé ciò che necessita e quindi a guadagnare margini via via più ampi di autonomia, e più cresce la borsa, più naturalmente aumenta l'autonomia delle donne, tanto che oggi noi giriamo, diciamo, con delle borse molto voluminose. Ma fra 8 e 900 la borsetta era ancora, e il ruolo della donna era ancora limitati, ma insomma la donna aveva iniziato a conquistare spazi anche nella vita mondana e sociale, spazi per la passeggiata, spazi per i balli e il teatro, i concerti, e all'interno della borsetta non mancavano contenitori portaprofumo che potevano anche essere assumere forme relative all'occasione, come questo tipico flacone di gusto Biedermeier in vetro molato, che è caratterizzato da un monocolo prospettico che poteva servire a guardare, avvicinarsi naturalmente alla scena che si svolgeva sul teatro, ma anche a sbirciare tra il pubblico e quindi legarsi appunto a questo stile di vita più gioioso a cui la donna è chiamata a partecipare. E quindi anche flaconi double come questi in vetro con appunto un doppio contenitore e un doppio tappo potevano diciamo evocare il gioco, lo scherzo, come in questo caso il fischietto. Si tratta di oggetti sempre caratterizzati da una qualità nella lavorazione del vetro, ma anche del metallo, in questo caso appunto finemente inciso, che venivano utilizzati dalla aristocrazia o dalla alta borghesia, che inizia a diciamo vivere, a emulare anche lo stile di vita dell'aristocrazia in tutta Europa, e
all'interno della mostra voi troverete una ricca rappresentanza di oggetti che attraversano veramente tutte le realtà, insomma, dell'Europa del tempo. Io qui vi mostro intanto una boccetta gioiello, un flacone gioiello di manifattura boema. Nel corso dell'Ottocento il predominio, diciamo, nella manifattura del vetro dei veneziani incontra una grande competizione da parte proprio delle fabbriche boeme. E dall'altra parte vediamo invece un oggetto di manifattura austriaca caratterizzato ancora una volta dalla tecnica dello smalto, una tecnica però che insegue le linee e la leggerezza dell'Art Nouveau nella decorazione a guilloché, cioè uno smalto che si intravede, la cui lavorazione si intravede al di sotto appunto della trasparenza. Il metallo al di sotto è inciso e lo smalto trasparente lascia vedere questi decori di carattere radiali. L'oggetto che che in questa foto vediamo chiuso, aperto, è in realtà un contenitore da cipria, quindi con specchietto e interno per la cipria. Lo smalto guilloché viene utilizzato anche all'interno della manifattura di Carl Fabergé, a cui diciamo, in maniera molto disinvolta possiamo immediatamente collegare un oggetto come questo a forma di uovo, tipico uovo imperiale russo, ma se non fosse la forma sono sempre in questo caso anche i marchi che si trovano incisi su questi oggetti e che noi nel corso di questo lavoro diciamo molto serrato ma rigoroso di studio abbiamo compiuto, abbiamo verificato uno per uno, e quindi si tratta di un oggetto Fabergé, così come questo più piccolo contenitore che appunto è decorato con un tappo che rimanda anche alla forma dell'ananas, che naturalmente è un simbolo di prosperità. Il Novecento vede una grande diciamo rivoluzione con l'introduzione del vaporisateur, diciamo del vaporizzatore, che nasce nell'ambito della medicina termale ad opera di un medico, Salle Giron, nel 1878, e viene poi applicato ai contenitori da profumo. In questo modo il gesto del profumarsi viene semplificato e modernizzato, e naturalmente con questo si anche sviluppa una diversa concezione più leggera, più seduttiva, no? Siamo anche entrati a questo punto con entrambi i piedi nella Belle Époque, in un momento in cui la donna e anche diciamo l'ambiente della profumeria si legano alle grandi maison della moda. La decorazione rimanda con questi motivi vegetali sinuosi proprio alle forme dell'Art Déco, ma successivamente si arriva anche a forme più squadrate che inseguono anche la scuola di Vienna, e per queste grandi maison
non del lusso, lavorano artisti di calibro come René Lalique, che tutti conoscete come un grande gioielliere, il quale però realizza non singole bottiglie ma intere serie, mettendo in campo tutto il suo immaginario di libellule, di uccelli, ma anche di personaggi o figure che vengono dalla mitologia antica, come il fauno, che è raffigurato in questa ultimo contenitore che vi mostro e che chiude un po' il cerchio con un rimando proprio all'antichità, con l'inizio del nostro percorso. Facciamo Ringrazio Barbara Savì, Monica Baggio e Massimo Vidali per questa meravigliosa rassegna. È stato per noi tutti emozionante proprio prendere anche in mano questi oggetti, vederli da vicino, e ce ne sono molti di più esposti nella mostra e molti di più anche rappresentati in questo bellissimo catalogo, quindi vi invito ad andare a vedere sia la mostra ma anche il catalogo. E per entrare poi nell'ultima sezione, quella della parte contemporanea, quella dal 1950 in poi, chiamo qua non solo la memoria del flacone ma anche la memoria storica, che ci può raccontare direttamente anche la sua esperienza di tanti anni nello sviluppo proprio non solo del profumo ma anche del flacone. Ci racconterà come noi abbiamo impostato questa selezione. Sì, sì, va benissimo. Buonasera a tutti. Sono Massimo Vidal, meglio noto come il papà di Marco, e volevo ringraziare il mio omonimo Massimo Vidale per la sua sintesi, che io apprezzo sempre perché è una dote che è preziosa. Volevo poi anche ringraziare i relatori che hanno fatto un lavoro eccezionale in così poco tempo. Volevo ringraziare la nostra cara amica Presidente dell'Ateneo e soprattutto volevo ringraziare una persona che è qui presente e che mi porta al progetto che poi ci ha consentito di partire con questo Museo del Profumo, un unicum sia in Italia che in Francia, perché anche in Francia non c'è un Museo del Profumo. Sostanzialmente io, come soprattutto noto nell'esportazione, perché in Vidal e poi nella mia azienda, ma vive con mia moglie, ho sempre fatto molta esportazione, avevo un'attività in 90 paesi. Tutti i miei camarade della parfumerie mi dicevano sempre: tu sei di Venezia e dovresti fare un prodotto ispirato alla tua città meravigliosa. E questa cosa ovviamente mi interessava molto. Perché? Perché avere la possibilità di ottenere delle licenze da maison di moda con un bel capacità aspirazionale era molto difficile, e quindi poter fare un nostro marchio con un qualcosa che aveva una, diciamo, notorietà internazionale era la nostra aspirazione maggiore. Avevamo visto un bellissimo mostra a Merano, nel castello di Trausmanndorf, che parlava proprio dei profumi, e questo ci ha dato l'idea di fare il Museo del Profumo. Abbiamo parlato con il nostro sindaco, il quale ci ha messo in contatto col signor Assaric, con la signora Belli, ma la persona che dal 2012 ad oggi ci ha maggiormente seguito, alla quale io sono legato da affetto, stima e riconoscenza, è Chiara Scarcina. Io vi prego di fare un applauso a Chiara. Detto questo, vorrei anche aggiungere che sono molto riconoscente a Marco, perché Marco continua nel suo sforzo culturale, e la cultura è l'elemento che direi maggiormente contraddistingue la nostra attività.
ed è un qualcosa molto importante perché ci differenzia e ci qualifica. Per cui queste cose che noi facciamo, io penso che alla fine porteranno dei benefici, pur essendo, diciamo, frutto di un nostro interesse, di una nostra voglia di conoscere e di seguire queste storie che Venezia ci offre in grande quantità. Oggi io devo parlarvi del Novecento. Il Novecento è un secolo di transizione perché si passa da una profumeria artigianale o artistica, definiamolo come preferiamo, la mostra Storp direi che è eccellente e quindi parliamo veramente di arte, in un settore dove la creatività olfattiva e di packaging sono estremamente importanti. Oggi c'è la profumeria di nicchia dove la caratterizzazione è più sull'olfatto che non sulla creatività. Però agli inizi del Novecento un certo François Coty, e direi che non a caso è un rappresentante della Francia, che è il paese che meglio da altri ha saputo sviluppare la profumeria grazie anche alla sua forte capacità nella moda, François Coty, nato in Corsica e di cognome Spotorno, scelse il nome Coty e questo è stato un primo segnale di un uomo di marketing di grande capacità, perché Coty è un nome breve, elegante e lui l'ha utilizzato per definire la sua persona e la sua attività. Quindi Coty è stato il primo a portare la profumeria da un fatto molto diciamo limitato a una certa classe di consumatori a espanderlo in maniera molto importante. La figura di Coty è una figura di un uomo senza una grande preparazione culturale, ma che ha lavorato sia in politica e sia come imprenditore della cosmetica e della profumeria. Quindi un uomo con molte capacità e grazie a lui abbiamo visto un seguirsi di realizzazioni e di un'azienda che nel 2005 è stata venduta alla Unilever e che aveva una massa di marchi tra i quali Calvin Klein, Davidoff, Gucci e così via, e quindi con una storia che è assolutamente unica. Lui è stato sia bravo nella profumeria, nell'olfatto, diciamo, e ricordo Chypre, che è stato uno dei primi prodotti che lui ha creato nel 2017 e che oltre a essere un trendsetter perché ha creato una famiglia olfattiva, i cipriati, no? È stato anche molto molto bravo nel packaging, perché nei flaconi ha usato niente po' di meno che Lalique e Baccarat, quindi le due grandi creatività mondiali nel cristallo, nell'alta vetreria. E come profumiere ha usato molto Givaudan, che è la stessa casa che stiamo usando anche noi per molte realizzazioni. Quindi è stato un precursore e direi che tra i tanti francesi che si possono citare, da Lanvin a Lubin a tanti altri che voi probabilmente conoscete meglio di me, Chanel, Dior e così via, no? Lui è stato quello che ha veramente creato una industria di profumeria a livello mondiale. Ricordo Gabriele D'Annunzio che nei suoi scritti scriveva al farmacista di Salò, dal quale comperava le cose di cui aveva bisogno, tra i quali la magnesia bisurata aromatic, che io ancora uso per le necessità di digestione, e poi comperava i prodotti della Coty.
quindi aveva una conoscenza dei profumi incredibile. Parliamo quindi di un passaggio nell'ambito della vetreria da vetri che erano fatti o a mano o in semiautomatica a un sviluppo del mercato tale per cui i volumi erano diventati molto importanti e quindi le vetrerie si sono trasformate in vetrerie industriali e hanno inventato gli automatismi di produzione. Oggi vetrerie come Zignago hanno poi un settore diciamo selettivo con un grande produttore come la Brosse, la Francia continua con Pochet-Courval, con Saint-Gobain, aziende che nella maggior parte dei casi sono dislocate nell'Alta Normandia, dove per motivi di silicio, di materie prime che sono necessarie a questa produzione. E io adesso non vorrei dilungarmi troppo perché mio figlio mi critica sempre perché parlo troppo, però volevo raccontarvi una storia veneziana dove noi avevamo due aziende a Venezia, Vidal e Linetti. Linetti erano due fratelli, Enrico e Giulio, che erano molto amici di mio padre e dei miei zii, giocavano a carte il giovedì ogni settimana, si trovavano e giocavano a carte. Ma vorrei raccontarvi un po' la storia di Pino Silvestre, perché Pino Silvestre, come avrete notato dalla copertina, appare in varie volte, non è a caso che è stato inserito varie volte, tanto per emergere in tutti quei flaconi che avete visto là. Allora, la storia è interessante per un motivo, che la Vidal a quei tempi era un'azienda di saponi. Noi avevamo 4.500 tonnellate di sapone all'anno, che significava il 10% del mercato italiano, che era 45.000 tonnellate. Quindi eravamo dei forti produttori e questa era un'attività che era nata ancora nel 1900, quando mio nonno Angelo aveva iniziato la sua vita di lavoro. Mio padre e un mio zio, Lino Vidal, hanno creato Pino Silvestre. Perché? Perché nel mercato era uscito un nome che ancora oggi è conosciuto, che si chiama Acqua di Selva. Acqua di Selva della Victor. Acqua di Selva della Victor aveva un flacone verde, rettangolare, con un tappo normale, e loro hanno fatto la stessa modalità, diciamo a livello di concetto, quindi un profumo fresco, su di un flacone che era uno standard, con un'etichetta per definire il nome e tutto, e dando caratterizzazione al flacone con un tappo a pigna. Fatto sta che i proprietari della Visconti di Modrone, i fratelli Barnabò e Gianmaria, ci contattano attraverso i loro legali e ci dicono che il nostro Pino Silvestre assomiglia troppo a loro. Siccome avevamo buoni rapporti di essere nella stessa industria, nella stessa cosa, abbiamo deciso di cambiare questo flacone, e in questo caso il fabbricante della vetreria è stato fondamentale. Il vetro noi lo compravamo dalla Bormioli, Luigi Bormioli di Parma, e Bormioli sostanzialmente cosa ha fatto? Ha fatto ingrandire la capsula a pigna e l'ha continuata a pigna col flacone. Quindi è stata un'operazione molto semplice, molto diciamo naturale, no? Che però ha fatto la differenza, perché a quel punto là i signori Visconti di Modrone si sono pentiti amaramente di aver fatto cambiare il flacone, perché quel flacone ha dato uno stimolo alle vendite incredibile. Io ho lavorato una vita con Pino Silvestre, ancora oggi ci lavoro, ed è un profumo fantastico, anche perché mio zio Lino Vidal ha fatto una composizione eccellente, dove c'è un terzo del profumo che è bergamotto, quindi ha una potenza di diffusione incredibile, e poi è un profumo molto
particolare che si distingue immediatamente. Quando io sento Pino Silvestre nell'aria identifico subito il consumatore, che è solito una persona di 60 e passa anni, no? Io spero sempre che i giovani riescano a percepire invece quanto sia bello avere un profumo così della tradizione. Comunque questo profumo ha poi dato avvio al famoso Cavallo Bianco, perché è stato il Pino Silvestre che con il lancio di Badedas nell'area bagno noi abbiamo ancora una volta seguito un trend del mercato e utilizzato Pino Silvestre come profumazione. Quindi Pino Silvestre dopo ha continuato a vivere finché il nome è stato trasformato in Vidal e poi c'è stato il passaggio della proprietà dai fratelli Vidal alla Henkel. Io ho continuato a lavorare con Henkel e alla fine ho ricomprato il marchio dalla Henkel e oggi con mia moglie sono felice proprietario di Pino Silvestre. Devo dire che quel giorno in cui ho chiuso con la Henkel è stato il più bel giorno della mia vita dopo il giorno del mio matrimonio, diciamola tutta. Per cui, grazie. Per cui mi sono... Noi figli veniamo al terzo posto, giusto? Mi sono liberato di un peso e sono così tornato a nuova vita, imprenditore di me stesso. Questa è una cosa molto importante. E dopo abbiamo continuato a lavorare creando così molte belle cose. E là siamo riusciti a esprimere questo connubio di creatività olfattiva e di packaging, dando molta rilevanza al packaging. Perché? Perché il packaging, quando si ha un marchio debole, come io ho sempre avuto, io non ho mai avuto i Dior, quelle cose che voi conoscete, i Versace, queste cose qua. E quindi ho dovuto sempre dare al prodotto una forte componente creativa, utilizzando dei grandi designer. Io sono stato amico e sono orgoglioso di essere stato amico di Pierre Dinant. Pierre Dinant è un grande della creatività della profumeria e ancora negli anni 60 lui ha creato Paco Rabanne Pour Homme, che è stato il primo maschile con una, diciamo, strutturazione da femminile, perché era una nota molto complessa. Paco Rabanne è stato un esempio di enorme successo e è stato poi seguito da altre cose, perché questo creativo francese faceva la prima cosa, dopo nei cassetti metteva tutte le copie. Là è venuto a Zarot e gli ha dato una copia di Paco Rabanne e così via. Ecco, quindi era il modo per, diciamo, ammortizzare i costi e avere più introiti possibile. Ecco, è una storia molto interessante quella della profumeria nel nostro secolo. Come vi dicevo prima, oggi l'aspirazionalità dei marchi di moda sta calando molto, con qualche eccezione, e sta prendendo molto invece la profumeria di nicchia. Perché? Perché la gente, il consumatore è diventato più esperto e quindi non bada tanto al packaging ma quanto al contenuto. Ecco, poi ci sono forme possibili di mettere assieme varie profumazioni e creare il proprio profumo. E queste sono diventate oggi disponibili, per cui la personalizzazione del profumo tutto sommato oggi è l'aspirazione più importante che si possa trovare sul mercato, e penso che sia anche una giusta richiesta da parte del mercato di poter avere qualcosa che è solo mio, ce l'ho solo io. Ecco. Questo, se devo dire qualcos'altro. Grazie. Grazie a voi. Ecco, non so se qualcuno ha qualche curiosità, qualche domanda anche relativamente alla parte più antica o alla parte anche più contemporanea. Trovate poi il catalogo lì appunto all'uscita, è stato pubblicato insieme alla casa editrice Antiga, quindi la casa editrice del territorio,
e quindi è stato un momento importante questa sera per fare questa prima presentazione. La settimana prossima noi saremo a Milano per la Milano Beauty Week a presentare sempre questo catalogo, quindi anche questa squadra si rinnova anche nella diffusione di questo straordinario progetto. Io vi ringrazio tutti per averci seguito.